Buonasera e ben ritrovati a Sette Sera. Adesso parliamo di una patologia della quale ci siamo già occupati nella scorsa stagione. Ne riparliamo perché è un male contro il quale possiamo veramente lottare insieme. Allora parliamo di sclerosi multipla, una patologia invalidante purtroppo molto diffusa ed è fondamentale continuare a parlarne perché i processi di ricerca continuino e perché il passaggio di informazioni diventi sempre più ampio. Allora questa sera ne parliamo insieme a Roberta Amadeo Pass, preside nazionale di AISM e presidente della conferenza delle persone con sclerosi multipla. Buonasera e benvenuta. Allora, grazie per essere venuta qui a portare la voce di AISM. Io prima di tutto vorrei ricordare ai nostri amici che cos'è AISM, perché è l'unica associazione italiana che si prende cura dei malati, sta vicino alle famiglie che hanno la sclerosi multipla. Sì, delle persone con sclerosi multipla e le mette al centro, non solo al centro delle attenzioni, perché mi piace ricordare quando AISM dice che le persone sono al centro, non sono solo al centro dei progetti, è un essere al centro come persona che è capace di valutare, che insieme vuoi ai sanitari, vuoi al personale sociosanitario, vuoi a tutto il suo contesto, collabora e interagisce in modo assolutamente efficace per se stesso e per gli altri. Questo credo che sia importante e fondamentale, perché essere presente, essere in grado di valutare insieme agli altri qual è meglio per te, per il tuo futuro, beh, allora credo che sia non dico la soluzione, perché non è una soluzione, però è una capacità di vivere il presente e di programmare il proprio futuro nel modo più consapevole possibile. Certo. Questo è quello che vuole AISM. Vuole delle persone consapevoli, capaci di valutare e valutarsi. Certo, che non si fermino davanti a qualcosa che spaventa, ma insomma siete una rete, c'è forza, coraggio e per cui si può decisamente andare avanti, si deve puntare sulla qualità, sul rispetto della persona che ha bisogno semplicemente di un affiancamento, di qualcuno, di qualche cosa in più. Ecco. Sì. Anche degli input se vogliamo, però sicuramente delle strategie che poi vanno messe in campo, questo è fondamentale. Ho visto delle persone veramente trasformarsi, questo è il vero successo, non tanto dell'AISM, ma di AISM come associazione delle persone con sclerosi multipla, non è che è una bella differenza. È veramente fa la differenza essere un'associazione di persone piuttosto che per persone, veramente si cambia già punto di vista in questo modo. Allora, prima di entrare in tutti i progetti che avete, sono attivi e sono tantissimi, cerchiamo di dire qualche parola su questa patologia. Allora, una patologia invalidante, cronica e purtroppo è imprevedibile. Allora, qualche accenno. Allora, quando ti diagnosticano una patologia cronica vuol dire che non ti molla più, quindi non siamo all'influenza, non siamo a quelle malattie più o meno lunghe ma che si risolvono, quindi sei lì e non si scolla. Poi l'altro aspetto che è altrettanto, se vogliamo, inquietante, però bisogna vedere da che parte lo leggiamo, è quello dell'imprevedibilità. Quindi io domani sicuramente non so come mi alzerò, come chiunque altro, però io ho qualche probabilità in più magari di pensare che domani possa essere peggio di oggi o magari anche un po' meglio. Non è detto che sia necessariamente peggio, perché è una patologia proprio ad alti e bassi, con anche dei buoni e lunghi periodi di inattività della patologia, quindi momenti, diciamo così, buoni, da capitalizzare assolutamente, dico io, nel modo più assoluto. E quindi questo è l'altro aspetto, che, diciamo così, che imbriglia un po' le carte, no? che le mescola in modo che sia il ricercatore da una parte, sia la persona con sclerosi multipla si trova in qualche modo un po' impreparata. Questo è secondo me l'aspetto più difficile da gestire da tutti i punti di vista, perché se ho delle avvisaglie, se so un decorso regolare, allora magari cerco di, come dire, di prendermi le mie precauzioni piuttosto che di anticipare i tempi, così non si può. Abbiamo un ottimo armamentario terapeutico, devo dire, perché grazie ai ricercatori che ringrazio costantemente ogni volta in qualsiasi situazione mi trovi, dal convegno scientifico a situazioni come queste, perché veramente sono la nostra salvezza ma soprattutto la nostra garanzia per il nostro futuro. Questo credo che sia significativo e importante, ma insieme a loro naturalmente ringrazio poi chi ci sostiene. Certo, ecco, e allora veniamo subito qui perché noi siamo importantissimi, possiamo fare la differenza. Allora siamo sotto Natale e ci sono tutti gli anni, voi pensate a qualcosa di divertente, quello che vi contraddistingue sono soprattutto le stelline. Allora sono tanti gadget che portate, noi possiamo fare un bellissimo regalo, possiamo investire veramente poco e nel mentre aver fatto che cosa? Aver sostenuto la ricerca e quindi aver dato a voi la forza ancora di più di credere nelle persone che vi aiutano ad avere
avere un po' più di progettualità, perché diciamo pianificare con questa malattia non Sì. si può, ma fare qualcosa sì. Allora, Sicuramente. vediamo subito, noi Sì. abbiamo visto subito per iniziare le stelline, Sì, sono la le prima stelline cosa. che Vediamo. potete trovare un po' ovunque nei supermercati, potete chiedere addirittura direttamente accedendo al sito www.aism.it. Costano solo 2 euro e sono diversi anni che noi le produciamo, ogni anno sono diverse, per cui oramai ci sono veramente degli alberelli di Natale che hanno tutte le nostre stelline anno per anno. Chi li usa per segnaposto, insomma le motivazioni per acquistarle sono tante, ma principalmente quella di sostenere la ricerca della sclerosi multipla. Certo. Poi abbiamo altre opportunità, sempre Prego. possiamo trovare sul sito dell'AISM, che sono i nostri cestini natalizi. Sono prodotti biologici del nostro... Facciamo vedere intanto qualche immagine di tutte queste cose bellissime. Intanto parliamo dei cestini, dei girasoli. Sì, della Casa Vacanze Girasoli di Arezzo. Poi abbiamo, vediamo qui la clessidra di Seletti. Seletti quest'anno ha deciso di fare una partnership con noi. Seletti è un'altra azienda molto innovativa, un'azienda che si occupa veramente di arredamento a 360 gradi, e allora ha deciso di lavorare con noi e di devolvere parte della vendita di alcuni oggetti, più di 70, quindi neanche pochi, alla ricerca scientifica. Vedete, quella clessidra che abbiamo visto passare anche prima è un po' il simbolo di questa partnership, perché nella sclerosi multipla ogni 4 ore c'è una diagnosi di sclerosi multipla in Italia, quindi quella clessidra segna un po' questo tempo che vogliamo espandere, non ridurre, perché ridurre vorrebbe dire ogni 2 ore, no, vogliamo che diventino sempre più le ore tra una diagnosi e l'altra, ma soprattutto sempre meno le persone colpite da questa patologia. Lo possiamo fare solo sì a colpi di progetti, come dico io, e di risultati scientifici, ma senza, diciamo così, il finanziatore non possiamo, i progetti possono essere bellissimi, ma di fatto rimangono sulla carta. Certo, quindi se c'è bisogno da una parte qualcuno che li progetti, dall'altra chi li realizza, però anche chi li finanzia, quindi veramente ce n'è, posso dire, per tutte le tasche. E rispetto a questo sicuramente è un segnale importante, ma soprattutto di volontà di non tanto dare una mano, ma di contribuire a una soluzione che arriverà sicuramente, che è del domani il mondo libero dalla sclerosi multipla, quello dell'oggi è il mondo libero dalla paura della sclerosi multipla, e anche una stellina può fare molto. Assolutamente, una stellina può fare molto. Io vi ripeto, la campagna si chiama Finisce la ricerca del regalo, continua la ricerca scientifica, perché come hai spiegato tu, tutti i proventi vanno destinati alla ricerca che non deve stare ferma neanche un attimo. Possiamo fare tanto, abbiamo visto le stelline sono bellissime, ma i prodotti sono tanti, sono più di 70. Tantissimi, quindi veramente per tutti i gusti. Per tutti i gusti, per cui questo ve lo ripetiamo perché veramente possiamo cambiare le vostre vite. Allora io ti ringrazio perché tu ci stai dando esempio di forza, di capacità, e quello che è bello di sentire nelle tue parole è che domani tu mi hai detto potrei svegliarmi e non stare tanto bene, però potrei anche svegliarmi meglio, cioè tu stai riuscendo a vedere comunque tutto il positivo, e allora sei un buon segnale, perché io voglio ricordare che questa patologia ha un'insorgenza diciamo anche casuale, tra i 15 e i 50 anni può colpire, può arrivare così, e quando colpisce soprattutto tra i 20 e i 30 anni, che è il momento di maggior sviluppo, ci si vuole fare una famiglia, si vuole lavorare, si vogliono fare mille cose. Si sceglie cosa fare da grande. Esatto, lì la paura è tanta. Allora io prima di salutarci vorrei che tu guardassi i ragazzi e gli dessi un consiglio, perché quando si trovano lì e tanti dicono io mi fermo qua perché non voglio vedermi privare delle cose che fanno i miei amici. No, tu lo sai che si può andare avanti, si può fare, addirittura tu sei una campionessa sportiva di handbike, per cui insomma un minuto per parlare ai giovani e dirgli che c'è tanto oltre comunque la sclerosi multipla. Abbiamo veramente tante possibilità. Innanzitutto la mia scelta è stata quella di guardare con lucidità quali potevano essere i miei limiti e ribaltare la situazione, non guardare quello che mi mancava, ma guardare quello che avevo ancora e come capitalizzarlo, giustamente come dicevo prima. A 15 anni, senza saperlo, ho dovuto lasciare un'altra attività sportiva che era il judo, dove veramente mi sono espressa ad alti livelli, ma senza sapere perché, per quale motivo ho dovuto lasciarlo, perché avevo appunto i primi sintomi della sclerosi multipla. Un po' li ho sottovalutati io, un po' erano gli anni 90, per cui insomma della sclerosi multipla si conosceva poco, o meglio, diciamo che la ricerca scientifica non aveva preso ancora quella velocità che ha preso oggi. Ho accantonato lo sport. Da un paio d'anni a questa parte invece ho capito che, ribaltando di nuovo il punto di vista, capendo che in bicicletta non si va solo pedalando su 2 ruote con 2 gambe, ho visto che si può fare anche con 3 ruote pedalando con le braccia, e allora mi sono rimessa in gioco. E allora anche così, se io apro la visione,
cerco di capire veramente quello che posso fare, ma nel modo più semplice possibile, e allora se non mi fermo al pensiero facile di chi non perde le sfide perché non le gioca, e allora ci sono anch'io lì in mezzo a tutti gli altri a dire la mia. Quindi ci sono tutte le persone con sclerosi multipla, nello sport come nella vita. Mai tirarsi indietro, rimboccarsi le maniche. Lo so che tante volte è difficile, però proprio quando è più difficile è allora lì che viene fuori il carattere di una persona e soprattutto viene fuori la voglia di rivincita e di rivalsa su qualcosa del quale non puoi arrabbiarti con nessuno. Certo. Perché non è qualcosa che sì, ti è successo tra capo e collo, ma non te la puoi prendere con nessuno, probabilmente con la sfortuna, ma non vai da nessuna parte. E allora cerca di riscoprire quello che più ti piace e sicuramente riuscirai a portarlo avanti senza assolutamente negarti nulla o limitarti in quello che devi fare, certo. Assolutamente no. E allora ti ho detto che le sfide bisogna accettarle, insomma, per poter vincere bisogna entrare in gioco, certo. entrare in competizione, per cui ecco, ci lasciamo buttarsi, per cui ci lasciamo con questo a tutti i ragazzi, a tutte le persone che hanno bisogno di questo consiglio, diciamo buttatevi, andate avanti, e a tutti invece i telespettatori dico di mettersi in gioco comunque anche voi, perché possiamo fare tanto e dare tantissimi mezzi alla ricerca per aiutare, per migliorare la qualità di vita, per migliorare la speranza e per continuare a vincere. Allora la campagna di AIS si chiama Finisce la ricerca del regalo, continua la ricerca scientifica. Tutti i dettagli sono sul sito di AIS, ma comunque sul sito di Seletti, e poi le stelline e queste bellissime cose le trovate anche nei supermercati, per cui basta un pochino di buona volontà e il Natale sarà splendido insieme ad AIS. Sicuramente, e io vi ringrazio già da subito. Grazie Roberta, senti, noi ci rivediamo con l'anno nuovo, così mi dici se ce l'abbiamo fatta ad aiutarvi e facciamo una sfida, dobbiamo aiutarvi più degli altri anni. Okay, va bene? Grazie infinite. Grazie anche a voi, adesso c'è il format della settimana e l'appuntamento invece con il nostro salotto di 7 sera torna domani. Buona serata a tutti.